essere. Allarme in centro a Bassano per la scomparsa di un bimbo di 3 anni, ricerche in un canale, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Olimpiadi invernali 2026, dopo la presentazione della candidatura di Cortina, oggi il governatore Zaia ha inviato un messaggio vocale per chiedere a chiunque sia legato al Veneto di sostenere la candidatura. La riforma dei vitalizi targata al Movimento 5 Stelle, stangati in arrivo per molti ex parlamentari che vedranno ridursi l'assegno mensile anche dell'80%, si preannuncia una guerra giudiziaria. Il progetto di una nuova viabilità verso le spiagge di Jesolo, bloccato dal 2014, ieri incontro a Roma per l'assessore regionale De Berti, apertura del Ministero. Nuova sentenza a favore di alcuni azionisti di Veneto Banca. Per la Consob l'istituto di credito stilava falsi profili dei risparmiatori considerandoli tutti abili speculatori. Avrebbe ripetutamente abusato di una dodicenne durante le gite in parrocchia. In corso in questi giorni a Padova il processo a carico di un 60enne. Le violenze emerse dopo un colloquio con uno psicologo. Continuano i borseggi di portafogli a Venezia, nel mirino i turisti, ma non solo, i cittadini scendono in campo con una campagna informativa. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, l'avete sentito dai titoli, allarme poco fa a Bassano per la scomparsa di un bimbo di 3 anni in una zona dove corre un canale in via Prosdocimo. Immediatamente è scattato l'allarme, quindi le ricerche del piccolo. Ci aggiorna in diretta Andrea Zambenedetti, sentiamo. Siamo in via Prosdocimo, proprio qui mezz'ora fa è scomparso il bimbo, un bambino di 3 anni secondo quel che si è capito. Al momento sono arrivati i carabinieri, ci sono sul posto anche la polizia locale, un elicottero dei vigili del fuoco e appunto gli uomini dei vigili del fuoco. Si cerca in particolare nel canale che dista poche decine di metri dal luogo in cui è sparito il bambino, proprio un canale che lambisce proprio la struttura in cui il piccolo si trovava con i suoi familiari a giocare. Secondo quel che si è appreso il bambino avrebbe 3 anni e nessuno avrebbe notato nulla quando è scomparso. Non è escluso purtroppo che possa essere inavvertitamente scivolato. Ecco, lo vedete quanto dista il canale dal punto in cui è scomparso il piccolo. Non si esclude purtroppo che sia caduto. Un'ipotesi questa che si cerca in tutti i modi di scongiurare in questi minuti. Sul posto intanto è arrivato anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Ecco, naturalmente vi aggiorneremo su questa vicenda nel corso dei nostri notiziari e continuiamo con la cronaca, con un'altra notizia che vede protagonista un minorenne che avrebbe subito degli abusi sessuali durante le gite in parrocchia. È in corso in questi giorni a Padova il processo nei confronti di un 60enne. Sentiamo. Scene dolorose quelle che si stanno ripetendo in questi giorni nelle aule del Tribunale di Padova, dove un 20enne, aveva 12 anni all'epoca dei fatti, sta ricostruendo una difficile storia di abusi e di violenze aggravate e continuate ai danni di questo ragazzo. È accusato un educatore 60enne. Il processo è stato rinviato al 21 settembre. In aula ieri infatti non era presente l'imputato per un impedimento. Secondo quanto ricostruito dalla vittima, il primo abuso sarebbe stato fatto in occasione di un pellegrinaggio alla Basilica del Santo, in un giardinetto nei pressi, dove la comitiva di ragazzi, una ventina in tutto, si era fermata per il pranzo. 3 gli episodi ricostruiti da quel momento. Un incubo mai confessato in famiglia, che solo grazie all'intervento di uno psicologo è riuscito ad emergere.
Ed ora la candidatura di Cortina Dolomiti per le Olimpiadi invernali del 2006. Martedì la consegna del dossier, il primo ad arrivare, che è proprio quello del Veneto, in corsa appunto per la candidatura delle Olimpiadi invernali. Ed oggi il governatore Zaia ha inviato un messaggio vocale per chiedere a chiunque sia legato al Veneto di sostenere la candidatura. Sentiamo. Sono ore cruciali, giornate cruciali per la nostra candidatura di Cortina, Dolomiti UNESCO e quindi tutto questo hub, l'hub degli sport invernali più grande in Europa e tra i più grandi al mondo, no? Inizia così il messaggio vocale del governatore del Veneto Luca Zaia per sostenere la candidatura di Cortina, Dolomiti alle Olimpiadi invernali del 2026. Pochi minuti di audio che ben presto arrivano ai cellulari di decine di persone, consiglieri e assessori regionali in primis, e poi via via chiunque possa fare la sua parte per sostenere la partita. Ecco, vi dico, per le conoscenze che avete, per i contatti che avete, cercate, anche se, come si può dire, rischiamo di essere, come si può dire, troppo insistenti, però contattiamo tutte le persone che conosciamo a tutti i livelli perché scrivano, perché dichiarino, perché sostengano, perché parlino delle nostre Olimpiadi. Insomma, noi siamo rispettosi di tutte le candidature, però è pur vero che se ci crediamo, e noi ci crediamo fino in fondo, la dobbiamo sostenere fino in fondo questa candidatura. Dopodiché non è il Vietnam, non deve essere il Vietnam, però è giusto che un Veneto sostenga il Veneto, e quindi facciamo in modo che tutti gli stakeholders, che tutti coloro che sono vicini al Veneto, che tutti coloro che amano il Veneto, vengono a vacanze in Veneto, lavorano in Veneto, vivono in Veneto, dicano la loro, cioè lo dicano nei giornali, lo dicano scrivendo lettere, lo dicano facendo post, lo dicano nei social media, insomma facciamo in modo che diventi un fiume in piena che si ingrossa sempre di più. Mi raccomando, conto sul lavoro di tutti voi, grazie. Non vi è certezza che le foto dei bimbi morti in mare siano vere. Così la coordinatrice di Forza Italia a Portogruaro è finita nella bufera per un post su Facebook ed oggi è intervenuta in diretta alla Voce del Mattino. Sentiamo. Le immagini di bambini annegati circolano solo in Italia, nei telegiornali e giornali stranieri non c'è traccia. Vi serve altro per capire che sono fake? È questo? 1° luglio. Sì. Allora, c'è l'ultimo mio commento dove io dico che il punto del post non c'è nessun insensibile, perché le risposte rispondo a un mio amico che mi diceva che alcuni commenti li ha trovati insensibili. Domanda chiara, risposta chiara. Dal Corriere del Veneto, quelle foto false sono dei pupazzi, lo ripete? Se lei va a vedere quello che c'è scritto nel mio profilo, io dico che non si sa se è vero oppure no che siano false, questo non lo sappiamo. Ovvio, oggi la tecnologia può falsificare di tutto, abbiamo visto dei video falsi come ne abbiamo visti altre vere, quindi il vero o falso io non lo posso dire se è vero o no, e all'interno del mio post ci sono benissimo commenti dove io dico che non c'è la certezza. Se le foto sono vere, dire che i bambini morti sono bambolotti è grave. Allora, lei, ripeto... E adesso chi lo può dire se è vero o no? Onestamente io, visto che su YouTube girano dei video falsi, ho avuto i miei dubbi. Ovvio che io non posso dire se le foto siano vere oppure no. No, allora, ripeto, il Corriere dice, virgolettato, quelle foto false, sono dei pupazzi. Nel Corriere del Veneto lei non ha dubbi nel titolo. Smentisce il titolo? No, io al Corriere del Veneto ho detto quello che ho detto a lei. Cambiamo d'argomento, andiamo a Treviso dove 6 persone sono finite all'ospedale dopo essere state morse da una zecca. Sentiamo. Cresce la preoccupazione per le punture di zecche nella zona della pedemontana trevigiana, 3 i casi di meningoencefalite, altrettanti quelli della malattia di Lyme registrati nei primi 6 mesi del 2018 nel Coneglianese, Vittoriese e Quartier del Piave. Tutti i casi fortunatamente si sono risolti senza gravi conseguenze per i pazienti. Sono almeno una decina poi le persone che sono arrivate al pronto soccorso dopo essersi accorte di avere un morso da zecca. Insetti che se solitamente colpiscono le zone di collina, ambienti boschivi, umidi
prati ombreggiati, ricchi di cespugli, ma anche prati incolti, sentieri poco battuti, zone di passaggio della fauna selvatica ora sembrano essere arrivate anche a valle. È stato infatti registrato un caso di morso di zecche infetta nel giardino di un'abitazione a Vittorio Veneto. Nel vicino bellunese, invece, i casi di meningoencefalite sono triplicati rispetto al 2017. Torniamo a parlare dei tagli ai vitalizi dei parlamentari. La delibera voluta dal Movimento 5 Stelle continua a far discutere, mentre si prefigura una vera e propria stangata per molti ex deputati e senatori. Sentiamo. Tagli ai vitalizi degli ex parlamentari. La riforma Fico sarà una vera e propria mannaia sulle entrate di molti ex onorevoli e senatori che con il passaggio al sistema contributivo vedranno ridursi drasticamente l'assegno con tagli fino all'86%. Il più penalizzato con questa percentuale altissima di riduzione, Giovanni Migliorini, ex deputato pordenonese, che vedrà scendere il suo vitalizio a 677 euro dai 4.725 attuali. Nel Veneto taglio assai più contenuto per l'ex ministro democristiano di Padova, Carlo Fracanzani, 7 legislature alle spalle. Il suo assegno scenderà a 7.300 euro contro i 10.000 attuali. Taglio invece consistente anche per l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, 2 legislature da deputato, che porterà a casa 1.500 euro al posto dell'attuale vitalizio da 4.700. Bastonata anche per Gianni De Michelis, l'ex ministro degli esteri, che vedrà l'assegno praticamente dimezzato da 9.300 a 4.400 euro, assegni dimezzati anche per Cesare De Piccoli da 6.500 a 3.200 euro, come il trevigiano Dino De Poli da 3.100 a 1.600, e per restare nella marca taglio del 35% per l'ex deputato del Carroccio Mauro Michelon da 6.500 a 4.200 euro. Va molto meglio a Giampaolo Dozzo, che passerà da 9.200 a 8.100 euro. Il meno penalizzato l'ex sottosegretario del governo Berlusconi Aldo Brancher, che subirà un taglio di appena 100 euro. La delibera dovrebbe essere approvata tra una settimana, dopodiché si prefigura una battaglia giudiziaria durissima. A Venezia ora continuano i borseggi ai danni di turisti, ma non solo, ed ora scendono in campo anche i cittadini con una campagna informativa. Sentiamo. Forze dell'ordine e cittadini non distratti nuovamente insieme nel contrastare il fenomeno dei borseggi in centro storico. Mercoledì mattina infatti i commercianti della merceria dell'orologio hanno messo in fuga una banda di 4 uomini e una donna che stavano cercando di alleggerire alcuni turisti coreani. Stessa situazione a distanza di 24 ore. Questo gruppetto di 4 uomini e una donna ha accerchiato un altro gruppo di turisti aprendogli uno zainetto. Fortunatamente 2 membri del CND, con l'aiuto di qualche commerciante della zona, si sono accorti, hanno allertato le forze dell'ordine per tempo, però comunque rovinando la festa a questi ladri, appunto. Il problema dei borseggi sta diventando sempre più pesante, anche perché le tante donne che vengono arrestate e condannate quasi sempre hanno delle attenuanti che portano all'obbligo di dimora nel campo nomadi di appartenenza o l'obbligo di firma. Cerchiamo di documentare il più possibile, appunto perché abbiamo anche le leggi che purtroppo sembra che tutelino un po' le loro malefatte, quindi cerchiamo di documentare con fotografie e video il più che si può. Anche per questo i membri del gruppo si stanno dando da fare. Abbiamo interpellato qualche esponente della politica, siamo riusciti ad a far arrivare voce a Roma per quanto riguarda l'operato del CND, e attendiamo notizie in particolare alla 275 del codice di procedura penale, che venga modificata le misure di custodia cautelare in carcere in caso di reati. Nel frattempo sono stati affissi in più zone del centro storico dei cartelli con scritto Ocio al Tacuin, che avvisano i turisti di fare attenzione ai borseggiatori. Non tutte le fideiussioni bancarie e la sentenza storica della Cassazione rischia di mettere in ginocchio le banche italiane. Nel contempo, dopo anni di crisi e suicidi, questa decisione cambia l'approccio con gli istituti di credito. Sentiamo. Quindi la Cassazione ha fatto proprio questo principio, ha detto qualsiasi fiduzione che è conforme allo schema ABI e
detto per inciso, stiamo parlando del 99,99% di tutte le fiduzioni che sono in Italia, quindi la quasi totalità. Tutti. Cioè sia per imprenditori che per famiglie? Certo, la fiduzione è proprio questo tipo di contratto. Allora, quale può essere l'effetto di una decisione così dirompente? Riprendo il concetto dell'avvocato, ha dichiarato nullo. Nullo vuol dire che non ha nessun effetto. Cosa vuol dire? L'esempio classico, io imprenditore mi sono fatto prestare 5 milioni dalla banca con le note proprietà dell'avvocato a garanzia. Se questa fiduciazione risulta nulla, vuol dire che lui, casomai io non avessi ottemperato al credito, fossi finito, non avessi pagato, ci sarebbero rivasi sulle proprietà. Annulla completamente la rivasa sulle proprietà dell'avvocato e la banca si trova di fronte a due soluzioni. Si trova un po' scoperta, cioè la banca si trova scoperta. No, un po', completamente scoperta nei bilanci, scoperta nell'attività giornaliera. Quindi da una parte ha 5 milioni dati a me, dei quali due sono le alternative: o mi chiede rientro immediato, che è impossibile, o mi dà un fido che non voleva darmi neanche precedentemente. Le sue proprietà non sono automaticamente più a garanzia, per cui di conseguenza nel bilancio precedente le sue garanzie immobiliari venivano messe a bilancio come fattore patrimoniale, di conseguenza devono essere cancellate, per cui c'è un effetto. C'è uno sbilancio. C'è un effetto nel passato, di conseguenza tutti i bilanci precedenti automaticamente diventano non più conformi alla realtà economica. E continuiamo a parlare di banche, di Veneto Banca in particolare, perché questa volta è la Consob a pronunciarsi a favore di 5 risparmiatori. Sentiamo. Secondo i fascicoli interni, per Veneto Banca gli azionisti erano tutti speculatori e quindi consapevoli del rischio che correvano acquistando azioni della Banca di Montebelluna. È quello che è emerso leggendo i profili dei conti correnti stilati dal personale nelle diverse sedi e che in 5 casi sono divenuti prove davanti all'arbitrato del Comitato per l'Economia e la Borsa. 5 nuove sentenze dell'arbitro Consob che dimostrano come Veneto Banca abbia indotto in errore i risparmiatori e abbia appunto causato loro un grave danno patrimoniale. I risparmiatori venivano classificati come persone dall'elevata conoscenza in materia finanziaria e dall'elevata propensione al rischio. Questo naturalmente non rispondeva al vero e l'arbitro Consob lo ha appunto dichiarato in queste 5 sentenze, con le quali appunto Veneto Banca è stata condannata a risarcire i danni sofferti dagli azionisti. Sentenze che serviranno in sede penale quando a Treviso si aprirà il processo ai vertici della Banca di Montebelluna, ma che intanto permettono a 5 risparmiatori di andare a battere cassa da Banca Intesa. Banca Intesa ha acquistato Veneto Banca e di conseguenza è responsabile dei danni cagionati da Veneto Banca e deve saldare i debiti di Veneto Banca. Avvocato più che mai convinto che alla fine i risparmiatori in qualche modo verranno risarciti, considerando il fuoco di fila di sentenze tutte a loro favore. È notizia proprio di questi giorni che il 6 giugno 2018 il giudice di Venezia, in una causa intentata da un risparmiatore nei confronti di Veneto Banca, ha chiamato in causa non solo Banca Intesa ma anche la SGA. E per chi non ricordasse, la SGA è la società di gestione di attività che ha in carico i crediti deteriorati delle banche venete. Patrimonio, se recuperato, comunque ad appannaggio prima dello Stato, come risarcimento dell'operazione di acquisizione di 112.000 debiti sostanzialmente inesigibili per un valore complessivo di 18 miliardi di euro. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, con la cronaca. Ora andiamo a Padova perché quello che doveva essere un fine settimana di relax si è trasformato in un vero e proprio incubo per 4 persone residenti a Este. Sentiamo cosa è successo. Quello che sulla carta, o meglio sullo schermo del computer, era un sogno, si è trasformato in un incubo per 4 cittadini di Este. La voglia di un weekend tra le montagne li aveva spinti a cercare un appartamento da affittare.
In un sito di e-commerce avevano individuato una casa a Molveno, in provincia di Trento. La richiesta era di 900 euro con un acconto di 4,50. Una volta incassata la caparra, però, la venditrice è scomparsa e con lei anche la vacanza. Capito l'inganno, i 4, di origine moldava, dopo aver tentato inutilmente di contattare la donna, si sono rivolti ai carabinieri. Da qui le indagini che hanno portato alla denuncia di una 53enne di origini napoletane, già nota alle forze dell'ordine e specializzata nella truffa delle vacanze bidone. A proposito di vacanze, torniamo a parlare oggi del famoso progetto della Via del Mare per collegare meglio la viabilità alla spiaggia di Jesolo, progetto fermo dal 2014. Bene, ieri a Roma c'è stato un incontro con l'assessore regionale De Berti al Ministero e sembra ci siano anche le prime aperture. Ci aggiorna al telefono Anna Maria Parisi. Sì, buongiorno, si torna a parlare della Via del Mare verso Jesolo, questo è il progetto per il quale ieri c'è stato un incontro al Ministero per sbloccare appunto questo progetto abbandonato nel 2014. L'assessore regionale Elisa De Berti a Roma ieri appunto per riprendere in mano questo piano, esaminato, lo ricordiamo, dal CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nel 2012, poi approvato 2 anni dopo nel 2014 con una delibera che però ha avuto la ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti. Nel frattempo il PD insorge contro la Regione, contro il governatore Zaia, da anni chiediamo delucidazione, dice polemico, ma polemiche a parte, si attende di sapere cosa è accaduto ieri al Ministero, dove è stato esaminato l'intero iter che ha portato all'approvazione non definitiva del progetto, con l'assessore De Berti che ha sollecitato un rapido esame per verificare la possibilità di riavviare il tutto. È ricordata da parte sua infatti l'importanza della creazione di un adeguato collegamento viario con Jesolo e Cavallino a Treporti per la realizzazione della superstrada a pedaggio, dove tra il casello autostradale della 4 di Meolo e la località di Jesolo appunto. Dal Ministero cosa è accaduto? Pare ci sia stata un'apertura con una veduta di intenti comune con la Regione, garantito infatti l'avvio di un approfondimento della questione con i tecnici del Ministero che si è detto disponibile a individuare con la Regione una soluzione condivisa per uscire dallo stallo. E staremo a vedere che cosa è accaduto, vi forniremo maggiori dettagli nel corso del TG della sera. E da Venezia è tutto, linea allo studio. Torniamo da Treviso con la politica. Ieri prima giunta del neosindaco Mario Conte, ve ne abbiamo parlato in apertura di telegiornale appunto ieri sera, una riunione fiume durata fino a tardi, molti gli argomenti di discussione ma anche le prime decisioni prese, sentiamo quali, nel prossimo servizio. Ambiente e sicurezza tra i primi provvedimenti della Giunta di Treviso. Ieri la prima riunione tra sindaco ed assessori, con assente la referente del sociale Gloria Tessarollo, giustificata dalla maternità e operativa da dicembre. Sorrisi ma anche qualche preoccupazione per le tante aspettative dei cittadini, ai quali il sindaco Conte inizia a dare risposte partendo dalla sicurezza. Una delle prime delibere è stato proprio questo investimento che abbiamo deciso di fare per migliorare e incrementare ulteriormente le videocamere di sorveglianza nei quartieri e nel centro storico, nelle zone critiche. Inoltre andremo ad inserire anche 2 varchi rilevatori di targa per verificare le assicurazioni e quant'altro legato appunto alle autovetture presenti nel nostro territorio. Attenzione al centro, ma soprattutto ai quartieri, con 4 delle 7 telecamere posizionate fuori mura. Tra i provvedimenti di prossima attuazione anche la revisione delle zone a traffico limitato. Abbiamo un appuntamento la settimana prossima con le associazioni di commercianti, la partecipazione deve essere reale e concreta, quindi con loro costruiremo questo nuovo percorso per arrivare veramente a una città pedonalizzata cambiando le modalità, quindi riteniamo che oggi sia importante facilitare l'accesso al centro spegnendo in alcune fasce orarie appunto i varchi elettronici. E sempre in materia di controlli deliberata la verifica del verde da tagliare. Abbiamo dato mandato all'assessore Zampese di verificare pianta per pianta con l'obiettivo di salvare e tutelare tutte le piante del nostro territorio. Creeremo anche un percorso di sostituzione qualora si verificheremo
con i nostri occhi che alcune piante sono effettivamente morte e effettivamente a rischio caduta magari in alcuni immobili sensibili come le scuole, gli asili nidi o strade con tanto traffico. Infine non è stato ancora deciso ufficialmente, ma l'impegno c'è: ripristinare la storica festa dei Buranelli. Un'idea che gira è quella di ripristinare la festa dei Buranelli, che è una festa caratteristica della nostra città e che ha sempre visto protagonista appunto i nostri cittadini in un angolo, uno dei più belli angoli della nostra città. Ieri sera nella Giunta abbiamo anche cominciato a scremare tutte le richieste di patrocinio. Noi punteremo sulla qualità della proposta, quindi beneficenza, volontariato, cultura, purché sia di qualità. Prigioniera di un cantiere, nel prossimo servizio l'incredibile vicenda di una donna che da 7 anni non riesce più ad accedere all'ingresso della propria abitazione. Vediamo. Ecco, questa è l'entrata di casa mia, dovrebbe essere l'entrata di casa mia. Serena Barbiero è da 7 anni prigioniera di un cantiere. In quella che dovrebbe essere l'entrata di casa sua, oggi le piante sono cresciute a dismisura. Il passaggio che gli dovrebbe garantire l'accesso nella sua abitazione è ostruito dal 2009, anno in cui è stato avviato il cantiere affidato ad una cooperativa e a una ditta di costruzioni che nel frattempo è fallita. Per entrare in casa Serena è costretta ogni volta a passare nella casa confinante dei genitori, un'odissea giornaliera per riuscire ad entrare dalla terrazza. Adesso vi mostro il percorso che ogni giorno devo fare per entrare a casa mia. Io ad ogni ora del giorno devo passare sempre per casa dei miei genitori per accedere a casa mia. Accedo tramite il salotto dei miei genitori, passando per una terrazza e entrando nella mia zona notte, in quella che dovrebbe essere la mia zona notte. Oltretutto io con il lavoro che faccio ho degli orari in cui posso disturbare effettivamente i ritmi dei miei genitori. Doveva essere un disagio temporaneo, invece per effetto dei lavori mai completati si è trasformato in un incubo. Da qui la decisione di rivolgersi ad un avvocato per ottenere giustizia con una diffida. Siamo in una situazione a dir poco paradossale, un'ingiustizia conclamata e certo non possono essere le pastoie di un fallimento che possono impedire l'accesso alla propria abitazione. Abbiamo inviato una diffida alla curatela e anche alla concessionaria, alla proprietà. La diffida dell'avvocato forse potrà sbloccare la situazione. Ad onore del vero c'è già stato un contatto da parte della curatela, la quale ha dato la sua disponibilità a risolvere la questione. Attendiamo che dalle parole si passi ai fatti. Intanto a protestare si sono uniti anche molti residenti del quartiere che hanno presentato petizioni per la conclusione dei lavori. E siamo al termine di questa edizione, tra pochissimo torna ore 13, l'appuntamento con la CGIL, argomento il recentissimo decreto dignità. Decreto dignità di chi? Il titolo della trasmissione, in studio Fabio Zamperla dell'Ufficio Vertenze e Rosanna Careddu della Nidil CGIL. Poi questa sera torna 20:10, dopo i TG, ospite di Ferdinando Avarino questa sera il giornalista Andrea Priante per raccontarci la storia del bancario che finse il suicidio dopo aver perso i soldi dei clienti. Ed è tutto per questa edizione, in chiusura come sempre le previsioni del tempo. Buon pomeriggio, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo via via più instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 5 luglio. Sul Veneto al mattino qualche rovescio, solamente sul Bellunese, ampio soleggiamento invece sui restanti settori. Col passare delle ore temporali frequenti anche altrove, ma generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 17 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qualche acquazzone al mattino soltanto sui settori alpini, spazi soleggiati in più invece altrove. Dal pomeriggio peggiora un po' ovunque con fenomeni localmente anche moderati, ma migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 19 e 20 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige.
Tempo spiccatamente instabile sulla nostra regione con rovesci e temporali piuttosto frequenti, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Fenomeni in cessazione comunque entro la serata. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.